Siamo alla Molara, siamo ad Adria, in provincia di Rovigo, per la presentazione del calendario di Miss Mamma Italiana Gold e di Miss Mamma Italiana Evergreen. Il concorso Miss Mamma Italiana, una produzione tema spettacoli di Paolo, che sono io, Grazia e Giorgia Teti, è giunto alla sua 30ª edizione. Il concorso è diviso in 3 categorie: Miss Mamma Italiana fascia d'età 25-45 anni, Miss Mamma Italiana Gold dai 46 ai 55 anni e Miss Mamma Italiana Evergreen dai 56 anni a salire. È un piacere questa sera essere qui alla Molara dall'amico Paolo per la presentazione del calendario, perché noi con la realtà di Rovigo abbiamo un bellissimo rapporto. Sono nostri partner Rovigo in diretta, Delta Radio e la Voce di Rovigo. Tra l'altro le vincitrici di Miss Mamma Italiana Gold, come ripeto, fascia d'età dai 46 ai 55 anni, è stato vinto da una mamma padovana, Elena Cerchiaro, e questo è avvenuto nella città di Parma a fine luglio. Poi a settembre invece a Riccione si è tenuto l'evento finale di Miss Mamma Italiana Evergreen e la sorte ha voluto che la città di Padova bissasse il successo con la vittoria di Viviana Aldrigo. Per cui in occasione di questo appuntamento viene presentato il calendario di Miss Mamma Italiana Gold anno 2023 con protagoniste le mamme vincitrici, non solo la prima mamma classificata ma anche le 11 vincitrici di fascia, così anche per il calendario di Miss Mamma Italiana Evergreen 2023. Il calendario di Miss Mamma Italiana 25-45 anni sarà invece presentato nella città di Bellaria Igia Marina il prossimo 28 dicembre, perché a Bellaria Igia Marina si tengono da sempre le finali nazionali per la categoria di Miss Mamma Italiana. La vincitrice di Miss Mamma Italiana, fascia d'età 25-45 anni, Carolina Bossi di Como. Io sono felice, come dicevo, di essere nella città di Adria, nella provincia di Rovigo, perché con le realtà legate al mondo della comunicazione più importante di questa terra abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione. L'estate 2022 ci ha visto protagonisti in tanti appuntamenti, ci auguriamo che possa essere così anche per l'estate 2023, per cui io ringrazio la direzione della Molara qui ad Adria per l'ospitalità di questa serata, ma un super grazie va a Rovigo in diretta, a Delta Radio e alla Voce di Rovigo con il suo editore, con il suo direttore e tutti i collaboratori che ci permettono di poter essere davvero molto presenti nella città di Rovigo e nella sua provincia. Ricordo che l'unico requisito per partecipare a Miss Mamma Italiana è quello di essere mamma, avere un'età dai 25 anni a salire. Le iscrizioni sono gratuite, per cui vi invito a voler visitare il nostro sito che è www.missmamitaliana.it oppure a voler contattare la nostra redazione allo 0541 344 300. Viva la mamma, e viva Miss Mamma Italiana, e viva tutti noi!